il presidente del consorzio di bonifica Delta del Po. Gli ultimi cicloni subtropicali hanno messo a dura prova la situazione agricola veneta, ma soprattutto del Polesine. Ci sono dei danni ingenti. Sì, ci sono dei danni ingenti sulle colture, soprattutto le colture estensive. Parliamo in particolar modo del mais e della soia, oltre che anche le colture orticole. Anche se i consorzi di bonifica sono organizzati, al di là della bonifica, anche all'irrigazione delle nostre campagne, ci troviamo di fronte ad un'annata veramente eccezionale. Basti pensare che dal 1° gennaio di quest'anno ad oggi nel nostro territorio sono piovuti in media circa 130 mm di pioggia. La media annuale di solito in questo periodo è 300 mm, pertanto ci troviamo di fronte a 2/3 di precipitazioni in meno rispetto alla media. E pertanto colture che consumano moltissima acqua, tipo il mais e anche la soia, in questo momento si trovano in uno stress importantissimo. Praticamente vediamo anche interi appezzamenti di terreno di decine e decine di ettari che ormai il mais è completamente bruciato. In questo momento il mais sta fiorendo, sarebbe importante avere la presenza di acqua, invece sta completamente morendo, non si forma la pannocchia. E soltanto nel Polesine si deve pensare ci sono 60.000 ettari a questa coltura. Di questi 60.000 ettari ormai il 50% del raccolto è ormai completamente compromesso. Ci sono delle zone però dove l'irrigazione di soccorso ormai non basta più e quindi c'è una perdita addirittura del 100%. Sì, indubbiamente in quelle zone dove non è stato possibile irrigarlo perché per consuetudine oppure perché è impossibilitata a fare irrigazione in quelle zone, la perdita di raccolto è del 100%, in quanto appunto, come dicevo prima, la pianta ormai è completamente bruciata, non si è formata la pannocchia e di conseguenza per la prima volta anche a memoria, io ormai sono da 30-35 anni che faccio il mio mestiere di agricoltore, è la prima volta che mi trovo di fronte a questo fatto eccezionale, vedere proprio interi appezzamenti, decine, centinaia di ettari di mais che muoiono completamente dal secco con la perdita completamente della produzione del raccolto. Ci sono delle possibili soluzioni, magari degli investimenti sul piano irriguo nazionale? Ma sicuramente noi come consorzi di bonifica facciamo sempre nuovi progetti che vengono finanziati con il piano irriguo nazionale. Tra l'altro proprio quest'inverno sono stati finanziati 3 importanti progetti per il Delta del Po e con i finanziamenti che vengono già appaltati proprio in questi giorni, e quindi sicuramente bisogna nel futuro migliorare tutto il fatto dell'irrigazione, in quanto vediamo che ormai la mancanza di acqua durante l'estate ogni anno che passa diventa sempre più importante e pertanto il consorzio di bonifica deve migliorare sicuramente tutte le strutture per apportare acqua nei campi e per migliorare appunto le condizioni di irrigazione da parte degli agricoltori. Nella vostra zona c'è anche un altro importante problema che è la risalita del cuneo salino. Qual è la situazione ad oggi, soprattutto in virtù anche dell'ultimo finanziamento regionale che ha previsto l'ampliamento della barriera sull'Adige? Abbiamo avuto un inizio di stagione veramente molto critico, soprattutto con l'Adige, che già a marzo avevamo appunto una risalita del cuneo salino in quanto la portata dell'Adige era veramente molto bassa. In questo momento la situazione è mediocre, diciamo, in quanto per quanto riguarda il fiume Po abbiamo a Ponte Lago Scuro una portata di 500 metri cubi, la portata critica minima è di 300-350 metri cubi, ecco. E quindi nel delta del Po riusciamo ancora a irrigare soprattutto le risaie, ci sono 1500 ettari di riso che se con queste portate insomma, riusciamo ancora a portare acqua dolce e non salata. Questo rischio però man mano che passano i giorni aumenta sempre di più ed è in particolar modo appunto che anche in funzione di questo, proprio soprattutto sull'Adige,
proprio la Regione Veneto ci ha finanziato un miglioramento di una barriera antisale che il Consorzio di Bonifica gestisce già da diversi anni, ma per migliorarla appunto abbiamo creato appunto una nuova progettazione a forma tipo creare tipo una diga vera e propria per evitare la risalita del cuneo salino. Anche per questo lavoro proprio in questi giorni sono cominciati i lavori con questo finanziamento appunto della Regione Veneto di 1.300.000 euro, e questo sicuramente ci aiuta molto sia per quanto riguarda la garanzia di irrigazione delle colture, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la potabilizzazione delle acque. Noi siamo in una zona anche turistica dove abbiamo comuni come Rosolina Mare, Albarella, dove appunto se c'è la risalita del cuneo salino, attingendo l'acqua potabile dall'Adige è impossibile avere l'acqua potabile, ed è anche una garanzia per il turismo che tutta la cosa rimanga con il massimo dell'efficienza.